Brandagi sulla luna, incuranti del fuoco. Questo è il nostro destino, per fortuna o per gioco, per il vizio e il coraggio di non portarle in catene, di abbaiar dietro l'ombra di qualche canzone. Brandagi sulla luna, ma senza padrone, senza carezza, senza un portone cui tornare alla sera, bussare graffiare, e la luna dall'alto ci guarda aspettare. Brandagi sulla luna, ci troviamo alle volte sui tetti fumanti. Pordenone da qualche parte. E tornava per le 11 tra l'altro. Charlie aveva un biglietto in tasca Non so che ora. e non aveva mai preso un treno. 5 amici al paradiso ed ogni estate un amico in me. Charlie aveva una stanza tutta piena di libri e di canzoni e una donna sulla luna e sull'orizzonte. No, non era Luzzo. Charlie aveva appesa al muro nonna papera con la torre. In cucina padre stanco ma e non sua capivo, dicevi madre qua. dietro la porta. Charlie aveva un motorino viola scuro e una zibaldone nera. Troppe Sì, ma notti non mi ha scritto ancora, quindi non so. a volare con pensieri. Charlie aveva un libretto pieno, tutti 30 e 18, ma 20 volte su 21. Non si era alzato neanche dal letto. Ha detto che ora dovrebbe cantarne una. Ed aveva 30 anni e un giorno, quel mattino, sulle scale, che misurò tutta la distanza che gli serviva per ritornare lungo il senso delle cose che si aspettano da te. Nell'aria c'era un dolore strano e un buon odore di caffè da tiri. Mi è venuto in mente ora il flash. Samuele che i due fratelli, Mauro e Giorgio. Ok. Charlie aveva un pappagallo muto ed un gatto servitore che portava da biscotti tutti i giorni alle stesse ore. Charlie aveva una cicca mai fumata, friciolata nei pantaloni e una chitarra da baile Che aveva i capelli per così. scrivere canzoni. Charlie aveva appesa al muro la sua vita e la misura No, viene la, del cioè la mattino diretta bianco e martedì sera. nero Se vuoi venire. che salì sella poi sgommò. Charlie aveva il biglietto in tasca e non aveva mai preso un treno. Poche parole spiegazioni e quel mattino qualcuno in me. Charlie aveva una stanza tutta La piena voce sexy. di libri e di stazioni e la vita che morde il culo, la senti forte nei calzoni. Ed aveva 30 anni e un giorno che cambiò direzione. Ora lo cercano anche sui muri, sui giornali, alla televisione. Un motorino l'han trovato a pochi passi dal quartiere, ma non cercate sulla terra e sulla luna che va a dormire. Sì, però... No, dovrei essere stato il 3 di luglio, fammi anche vedere.
poteva anche finire così. Inghilterra. Che partono uno e lo posso venire dagli altri. Ti ho detto. Però quella è tutto no, dove Sì, c'è sì, stai l'ho in detto. albergo, no, famiglia. No, i quattro. Ah sì, è vero. E gli ho detto,